Buonasera e bentrovati con una nuova edizione del TG Flash. Confermato anche in secondo grado l'ergastolo per Salvatore Baione, che ha ucciso la moglie Piera Maggio con 40 coltellate. Lutto nel mondo del calcio palermitano, si è spento all'età di 78 anni lo storico attaccante Tanino Troia, stroncato da una setticemia. 4 agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti a Trapani da un detenuto che non voleva fare ritorno in carcere dopo essere stato al pronto soccorso. Il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro di circa 20 milioni di euro all'AMAP, società partecipata del Comune di Palermo. La somma era stata sequestrata nell'ambito di un'inchiesta per indebita partecipazione di erogazioni pubbliche. Chiudiamo con il meteo. Domani 20 giugno, tempo stabile e soleggiato su tutta l'isola. La Protezione Civile siciliana ha diramato lo stato di preallerta per rischio incendi e ondate di calore. Per questa sera è tutto, il prossimo appuntamento domani mattina. Buona serata!